nell'84, rapina alla quale lei ha detto di avervi partecipato. Sì. Ci sa dire che dove venne portata la refurtiva dopo la consumazione della rapina? È stata portata prima in un autosalone del genero di Mangion, di Nania. Come si chiama questo? Nania. Nania come? Nino Nania. Cioè quel Nino... Il genero. Mi scusi, io stamattina, poc'anzi, le avevo parlato di un Nania Antonino. Nino Nania, sì. E vennero portati nell'autosalone di questo Nania Antonino? Sì, sono stati messi dentro un Maserati, nel cofano di un Maserati, poi trasportati a casa del Licciardello dove c'era Mangion, sempre nella stessa via Corso Indipendenza. Ecco, e il Nania sapeva di questa rapina, di questa refurtiva, di questo... No. È sicuro di questo? No, non sapeva della rapina, i soldi li ha visti però quando siamo arrivati nel... E quanti soldi ha visto? Un cofano pieno di banconote. Quanto erano? 2 miliardi e 400 milioni. E non le ha chiesto da dove provenivano? A me no. E mi scusi, questa concessionaria, qual era questa concessionaria di Nania? Qual era delle varie che ha indicato dove era ubicata? Era in Corso Indipendenza, sempre Nichi Car. Poc'anzi le avevo chiesto di Pulvirenti Armando. Sì. E lei mi pare che abbia detto che non lo conosce. No. Quando però è stato interrogato il 4 maggio del 1994... E quel ragazzo che vende macchine, ma non fa quello parte... che vende macchine alla circonvolazione. E non fa parte dell'organizzazione Santa Paola. E di che cosa si occupava? Di attività illecite se ne occupava? No, che so io, vendeva macchine, li faceva taroccare, li faceva contraffare i numeri, ma no a livello per la famiglia Santa Paola. Come? No, dicevo per la famiglia Santa Paola, per i suoi interessi. In effetti lei ha detto, per quanto concerne il gruppo che operava a Picanello con a capo Carletto Campanella, posso dire che coinvolti sicuramente nel traffico degli stupefacenti, eroina, cocaina e fumo, erano Alfio Campanella, cugino di Carletto, i fratelli Salvatore Bernardo Cristaldi, Salvatore Tropea, Giovanni Comis. Sì, ma questa parte non mi pare che sia la parte e poi si arriva ad Armando Pulvirenti. Ma no per conto della famiglia Santa Paola. Ecco. C'è chiunque poteva andare da Carletto a comprare la droga, ma non fa parte di un'organizzazione, o perlomeno questo qui non fa parte dell'organizzazione Santa Paola. Ecco, ma di questo... neanche del gruppo di Carletto. Neanche del gruppo di Carletto, di Picanello. E allora dico, questa affermazione che lei... Io ho capito chi parla di questo Armando chi è. Cosa? Ho capito chi è questo Armando, si gestiva le macchine, contraffare. Ecco, però voglio dire, noi abbiamo... Mi scusi, sì. C'è questa dichiarazione il 4 maggio in cui lei dice che del gruppo che operava a Picanello nel settore degli stupefacenti, diretto da Carletto Campanella, c'era anche questo Armando Pulvirenti. Adesso mi sta dicendo che si occupava solo di macchine. Dobbiamo dire quale delle due affermazioni che lei ha fatto corrisponde a verità. Questa che ho detto ora. E allora perché il 4 maggio... Ma sarà che mi sono confuso. Non posso dire che fa parte del gruppo di Picanello. Sì, lo vedevo qualche volta da Carletto, ma non ha niente a che vedere con il gruppo.
Pulvirenti Giuseppe, Malpassoso, Sì. ha avuto modo di incontrarlo? Poche volte. In quale periodo? L'ho incontrato verso l'88, in campagna. O 2 volte o 3 volte l'ho incontrato. Non abbiamo parlato mai di reati insieme, non solo buongiorno e buonasera. Abbiamo mangiato insieme e basta. Lei sa se il Pulvirenti si è occupato di traffico di stupefacenti? Che so io sì, però ripeto sempre, non l'ho visto mai con i miei occhi. E da chi lo ha saputo? Sempre la solita fonte, Marcello Daga. È mai capitato che lei abbia raccomandato qualche persona presso una casa di cura di cui in qualche modo era interessato il Pulvirenti? Sì, tramite il figlio. Ce lo vuole chiarire questo episodio? No, mi sono interessato tramite il figlio per fare lavorare una ragazza lì che stava nella zona dove abitavo io. Perlomeno già ci lavorava. Per non farla insultare e basta. Per? Non farla insultare. Ma già lei lavorava lì, non gliel'ho cercato io il posto. Cioè, e allora lei in che senso se ne è occupato? Cioè, Sono ha avuto occupato tramite il discussioni con il gestore per questa ragazza? Sì, perché sì, lui dice che si erano appostate lì con i fucili per uccidermi e poi è intervenuto Lino Pulvirenti e gli ho detto che mi conoscevo, che non c'era bisogno di uccidermi. E poi mi hanno spiegato perché lì ci andava la tenda del padre, non volevano un movimento di persone. Questo è quello che so. Conosce, sa il Pulvirenti che ruolo avesse Consigliere. nell'ambito dell'organizzazione? Consigliere. Lo aveva già detto. Sì. Può dirci l'epoca in cui il Pulvirenti è stato nominato consigliere? Credo verso il 90. Ed è stato, c'erano altri consiglieri? Marcello Daga. E sono stati nominati assieme o in epoche diverse? No, insieme. E chi era in precedenza? Prima di loro chi erano i consiglieri? Mangiano e Pippercolano. Conosce Quattrocchi Alfredo? Sì, l'ho incontrato in carcere. Sempre in carcere l'ho visto, non l'ho visto mai fuori. Mi scusi Amaro, mi sono distratto. Cosa ha detto a proposito di Quattrocchi? Conosce Quattrocchi Alfieri? Sì, la risposta, no? La domanda la No, no, l'ho incontrato sempre in carcere, fuori no. Ecco, sa se è inserito in... So che faceva parte di un gruppo di 10 catene, però io fuori non l'ho visto mai questo ragazzo, sempre in carcere. E che faccia parte del gruppo, di questo gruppo, come fa a saperlo? Me lo diceva lui lì al carcere. Era vicino a Nuccio Coscia, a Cicatena, a Cereale. Conosce Quattrocchi Angelo Mario? Sì, suo fratello. Conosce Raimondo Francesco? Per Quattrocchi Angelo Mario cosa ha detto, mi scusi? Che era suo fratello, Era suo fratello. Sa se è inserito... nello stesso gruppo. Lei lo ha conosciuto? Sì, sì, però non ho fatto reati con lui. Lo ha conosciuto in carcere o fuori? No, fuori. Fuori? Sì. E che fosse anch'egli inserito nel gruppo, come fa a saperlo? Che so, erano 3 fratelli, tutti e 3 inseriti nel gruppo. Come? So che erano 3 fratelli, tutti e 3 nello stesso gruppo. Francesco Raimondo lo conosce? Uzizzo, Sa se è inserito nell'organizzazione? gruppo di Picanello. Sai il gruppo di Picanello diretto? Carletto e Salvatore Cristaldo. Sa di quali attività eventualmente illecite si occupasse? Io so che è sempre nell'usura e nella droga.
E questo come fa a saperlo? Lo so. Non so, me l'hanno raccontato. Chi gliel'ha raccontato? Marcello. Quindi specifici reati? Droga e usura. Se il pubblico ministero ritiene possiamo sospendere una decina di minuti. Non è una pessima idea. Sì, Presidente, se fossero 10 minuti in modo che cercheremo così di concludere l'esame in mattinata. Bene, si può appartare Avola. L'Avola, desideravo produrle un manoscritto che il Santa Paola mi ha fatto pervenire e che desidera che venga inserito nel verbale del dibattimento. Dopo la pausa del pranzo, alla ripresa si può autorizzare la scorta a tradurre in aula Mascali Angelo, che oggi, anzi stamattina, ha rinunciato per un colloquio con i propri familiari. Grazie. Sì, Avvocato no. Può provvedere per Mascali Angelo di contattare con... Allora, lo scritto viene acquisito al verbale e se ne darà lettura in altro momento. Se ne deve dare lettura, ne daremo lettura più tardi. Sì. Intanto proseguiamo con l'esame dell'imputato Avola. Pubblico Ministero. Un attimo sul tempo. Il gruppo che operava a Picanello, il gruppo di Picanello. Qua. Aspetta, complimenti. 4 prendendo le carte assicurate. Sì, sempre venire agli omicidi. Avola, conosce Rapisarda Giovanni? Sì, Quando l'ha conosciuto? conosciuto in carcere e fuori. Sa se appartiene a qualche organizzazione? Fa parte del gruppo di Montepo. Com'è a conoscenza di questo? Perché lo so che me l'hanno presentato come un amico e faceva parte del gruppo di Natale di Raimondo. Sa se ha un ruolo specifico nel gruppo di cui ha detto di Montepo? No, faceva rapini, ha fatto qualche omicidio. Lei ha commesso reati con il Rapisarda Giovanni? No, E sa di reati specifici commessi a Rapisarda Giovanni? sì, so che ha partecipato all'omicidio di un ragazzo allineri, Maurizio Mondalto. E
di un altro ragazzo sempre Amato che l'hanno strangolato a Montepo, Di nome come si chiamava? non me lo ricordo, Amato, il figlio di Mimmo Amato, Sì. basta. Lei ha avuto modo mai di discutere con il Rapisarda Giovanni di fatti attinenti alla vostra organizzazione? Sì, quando lui stava facendo l'omicidio di un certo Ciun a Semperillo, Come mai ebbe a discutere proprio con Rapisarda? mi raccontava che questo qui, dopo che se l'era portato lui con la macchina con Iano Catina, gli era scappato, gli aveva sparato 2 colpi nello stomaco e questo qui è scappato dalla macchina. E poi è andato a morire in un bar perché si è preso un bicchiere d'acqua. È andato a morire, chiedo scusa? È andato a morire dentro un bar perché è scappato dalla macchina, già sparato. Dentro un bar ha chiesto un bicchiere d'acqua e gli è venuta la peritonite. Come mi raccontava lui. Senta, lei ha conosciuto, sentito parlare di un tale Michele Cursoto? Sì, Chi è? era cugino dei Catina. È stato assassinato da noi altri stessi. Per quale ragione è stato assassinato? Perché si cominciava a tirare della cocaina, poi aveva l'allucinazione di pazzia. Fu dato l'incarico a qualcuno? Sì, Branciforte, Di Leo, Giovanni Rapisarda. A sparare è stato Di Leo, guidava la motocicletta a Branciforte. Lei conosce, ha conosciuto, o sentito parlare di un certo Nano? Nano? Sì. No. Nano. Con la N iniziale. Io conoscevo un certo, forse lo chiamavano Nano, era di Acereale. E ricorda come si chiama questa persona? No. E cosa sa di questa persona? Di Acireale? È stata assassinata da Nuccio Coscia, dopo la uscita dal carcere, perché prima era con noi altri e poi si era messo con Salvatore Cappello. E come lo sa questo? Perché prima l'abbiamo organizzato noi altri con le persone di Montepo, Voi altri chi? io, De Leo, Franco Di Grazia, Natale Di Raimondo, un gruppo di Montepo. Però poi non si è fatto niente perché questo qui è uscito scortato da altri ragazzi del Clan Cappello e poi si è interessato direttamente Nuccio Coscia. E quando è tornato lui al modulo, dopo circa un mese, diceva che è stato lui personalmente di averlo assassinato dentro un elettricista, lì, un negozio che vendeva cose di elettricità. Lo raccontava a Marcello e a me. Rapisarda Salvatore lo conosce? No, Rigano Filippo? di vista, so che è del gruppo di Acereale. Come lo sa? Me l'ha presentato Nuccio, Nuccio chi? Nuccio Coscia. Sa di cosa si occupa specificamente il Rigano? No,
Quando è stata l'ultima volta che ha avuto modo di vedere il Rigano? O la volta che ha avuto modo di vedere il Rigano? Cioè in che occasione glielo... Anche nell'occasione per assassinare questo nano, Cioè come mai ebbe modo di vedere il... perché è sceso insieme a Coscia lì a Montepo, questo Sebastiano. In che epoca sarebbe avvenuto questo? 92. Si erano recati a Montepo? Sì, insieme a me e Pinuccio Di Leo. Senta, lei ha menzionato nel corso del suo esame Romeo Francesco, ricorda? Sì. Avola, ricorda? No. Franco Romeo. Franco Romeo. Francesco mi suonava strano. Sì. E che innanzitutto Franco Romeo così? Che so io all'epoca, quando l'hanno assassinato, era il vice rappresentante della famiglia Santa Paola. Senta, lei ha conosciuto i cognati di Benedetto Santa Paola? Sì, Ne ricorda i nomi? stiamo parlando dei fratelli della moglie. Non li conosco, ma non abbiamo fatto mai qualcosa di reato insieme. Avola, lei ha parlato nel corso del suo esame di un incontro a Messina. Sta ricordando? Sì. Sì, Può ripetere con chi si è incontrato? Ma stiamo parlando di un altro Franco Romeo, allora ci siamo... Perlomeno mi sono confuso io, perché io pensavo Franco Romeo, quello assassinato a Catania insieme al maresciallo Costa, Sì. lei si riferisce al cognato di Santa Paola invece. Sì, appunto per questo le avevo chiesto. E allora non è vice rappresentante, è il cognato di Nitto Santa Paola e a Messina. Senta, ricorda se in quell'occasione, in occasione di quell'incontro, avete fatto qualche discorso particolare? Il Romeo si lamentava che lui già l'aveva mandato a dire a Catania di non dare fiducia a questi messinesi, e in particolare quello lì che stava collaborando, che ha fatto trovare i cadaveri. Ricorda chi era questa persona che stava collaborando, il nome? No, non me lo ricordo. Dice che lui l'aveva mandato a dire a Catania di non dare confidenza a queste persone. E il Romeo come aveva saputo che questa persona stava collaborando? Non lo so la fonte che l'ha saputo. Fu quella l'unica volta in cui ha avuto modo di incontrare il Romeo? No, poi l'ho incontrato parecchi anni prima insieme a Aldo a Enzo Santa Paola, quando i suoi cugini sono stati imputati per l'omicidio sempre lì a Messina. I suoi cugini chi? E Piero e un altro che non mi ricordo il nome. Sono stati carcerati per questo omicidio. Sì, ricorda più o meno l'epoca? Credo l'83-84. E come mai si recò lì? Mi ci ha provato Aldo. Poi questi ragazzi sono scesi, si erano latitanti a casa di Pippo Ercolano per circa una settimana, poi l'hanno spostati e poi l'hanno arrestato. Addirittura forse che uno se l'hanno fatto consegnare, il minorenne. Senta, lei conosce Sparacio Luigi? L'ho visto qualche volta. L'ha visto dove? Una volta presso l'84 a Messina e una volta, se non mi sbaglio, al Model. Sa se lo Sparacio sia o meno inserito in qualche organizzazione? Ma come sapevo io faceva parte della famiglia, però non ne ho prove. Cioè non so, perché a me non me l'hanno presentato mai. Addirittura io sapevo che i messinesi non erano amici nostri come Cosa Nostra.
Senta, nelle occasioni in cui l'hai incontrato, ricorda il motivo per cui lo sparacio si trovava in quei luoghi? Nell'84 l'ho incontrato a Messina per fare un furgone blindato. E chi era presente in quell'occasione? Io, Marcello D'Agata e Franco Giammuso. Quando è sceso lui qua era perché gli avevano rubato una macchina e voleva che si interessava qualcuno di qui sotto di Catania. Poi non l'ho incontrato più. Lei sa se fra lo sparacio e il Romeo ci fossero rapporti? Non lo so. Cariolo Antonio lo conosce? No. Ricorda di altre occasioni, se chiaramente ve ne sono stati, in cui ha avuto modo di incontrare il Romeo? No. A parte quella volta nel 93 che gli abbiamo consegnato i soldi con Santo Battaglia, non mi ricordo di averlo incontrato più. Che lei sappia, Avola, nell'ambito della vostra organizzazione vi era qualcuno che avesse conoscenze con persone, con appartenenti alla SIP? No. Romeo Riccardo lo conosce? No. Salemi Salvatore? Sì. Sa se il Salemi appartenga o meno a qualche organizzazione? No, rubava le macchine. Era vicino, diciamo, al gruppo di Ognina, ma rubava soltanto macchine. Non prendeva stipendio, ci faceva dei favori che rubava delle macchine. Sa se questo favore lo faceva anche a vantaggio di altri? Sì, nel passato gli ho rubato qualche macchina ai piacenti, qualche cosa, qualche sempre favore glielo faceva. E questo Sempre rubare macchine sto parlando. Sì. E questo rapporto con il Salemi può indicare in che arco di tempo si è avuto? Dal 90 al 93. Anche di più. L'ho conosciuto verso l'87. Lei ha mai dato incarico al Salemi di rubare qualche vettura, lei personalmente? Sì. Ricorda in che occasione? Mi servivano per fare degli omicidi. Ricorda per quali omicidi? Per l'omicidio, quello là di Acicatena, mi sono fatto rubare la Fraternità 3. Ma lei faceva una richiesta specifica del tipo di autovettura, del modello? Oppure si chiedeva soltanto di avere una macchina qualsiasi? No, io quando bisogna vedere l'omicidio che dovevo fare, se ci dovevo arrivare come poliziotti o come normale, diciamo. Se mi potevo fare una 33, una Fiat 1, se era possibile. Ricorda di qualche altra volta in cui, se ce n'è stata, chiaramente, in cui ha dato incarico al Salemi? Sì, e quando io mi appoggiavo, diciamo, al gruppo di questi ragazzi che rubavano le macchine per fare gli omicidi, però loro non sapevano degli omicidi, cioè solo per rubare le macchine. Non mi facevano domande che cosa mi serviva. Ma il Salemi sapeva chi era lei? Questo non lo so. Ricorda dove sono state fatte queste richieste al Salemi? A Picanello, dove riparava macchine di Re Giuseppe, nell'officina. O lì o all'angolo, cioè ci vedevamo lì.
Lei l'ha mai visto o mai incontrato il Salemi al Motel Agip? Qualche volta veniva a prendersi solo il caffè. Salvo Antonino lo conosce? Salvo Antonio no. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di una persona soprannominata Celentano? Sì, ma non lo conosco. Ricorda in che contesto ne ha sentito parlare? Ah, funziona sta cosa. Non lo ricorda Avola? No. Quindi non ricorda neanche cosa ha sentito sul Celentano? Cioè soltanto sentito come nome? Sì, come nome, che era a Milano, lì trafficava in droga, però non lo conosco. Che era, chiedo scusa? Che faceva un traffico di droga fra Milano e Catania. Non mi ricordo, dico l'ho sentito, ma l'ho sentito. Sansone Francesco? Di Picanello. Appartiene a qualche organizzazione? Gruppo sempre di Picanello, Santa Paola. Di Carletto, diciamo. Lo conosce personalmente? Sì. Lei ha fatto reati con il Sansone? No. Sa di cosa si occupava il Sansone nell'ambito del gruppo? Sappio io sempre di droga e usura. Questo come lo sa? Detto da qualcuno di Picanello, di Marcello, non mi ricordo. Ricorda dove l'ha incontrato esattamente a Picanello? Sì, al bar. Quale bar? È un bar all'angolo in via Duca degli Abruzzi, non mi ricordo il nome. Chiedo scusa, lei ha detto forse di cosa... ha detto del ruolo del Sansone, lo può ripetere perché mi sono distratto un attimino? Che so, io spacciavo a droga, compravo qualche poco di droga e avevo soldi messi a usura. Santa Paola Angelo lo conosce? Sì, Sa se appartiene a qualche organizzazione? è la stessa famiglia Santa Paola. Sa se sia o meno inserito in qualche gruppo in particolare? Ma negli ultimi tempi se lo faceva a Montepo. Lei ha mai commesso reati con Angelo Santa Paola? No, Sa di cosa si occupasse, quale fosse il ruolo dell'Angelo Santa Paola nell'ambito dell'organizzazione? ma a me che mi ha raccontato suo cugino Salvatore ha partecipato a un omicidio, però lì non gliel'ha fatta sparare e non se lo sono portati più. Qual era l'omicidio? Non me lo ricordo, è stato vicino a Strada 80 Palmi. Come mai ebbe a parlare con il Salvatore Santa Paola di questa vicenda? Non lo so, me l'ha raccontato. Lei ha avuto modo di discutere direttamente con l'Angelo Santa Paola di fatti attinenti all'organizzazione vostra? No, mai. Non ce n'era feeling fra tutte e due. Paola, può ripetermi a quale gruppo apparterrebbe o comunque si sarebbe avvicinato l'Angelo Santa Paola? Di Montepo. Mentre prima sa se appartenesse o meno a qualche gruppo?
Presidente, ti ho risposto alla domanda 3 volte. Comunque prima so che se la Non faceva risponde. prima se la faceva a Siracusa, non so con chi. Senta, quando è stato sentito in data 5 maggio 94, lei, parlando del gruppo della Playa, menziona Angelo Santapaola. Sì, ci avvicinava anche. Ecco, e allora per comprendere Ho esattamente... detto negli ultimi tempi se la faceva a Montepo. Si andava vicino anche a Santo Battaglia, però negli ultimi tempi era a Montepo. Anche lui ha partecipato anche agli omicidi di Piddara. Chi? Angelo Santapaola. Questo come lo sa che ha partecipato all'omicidio dei Piddari? Me l'ha raccontato Santo Battaglia. Sembra che guidava una delle 2 macchine. Mentre il Salvatore Santapaola di cui È diverso. aveva detto appartiene a qualche organizzazione? Quella stessa di suo cugino. Appartiene a qualche gruppo in particolare? Ha un gruppo lì a San Cristoforo dove abita lui, però avvicinava moltissimo a Montepo, cioè diciamo che girava tantissimo perché portava la moto bene e si ritrovava mischiato in tantissimi omicidi. Forse l'ha già detto, il soprannome lo ricorda? Con Luccio, sì. Lei ha fatto mai reati con il Santapaola Salvatore? Il mio primo reato l'ho fatto con Salvatore Santapaola. Omicidio di Andrea Finocchiaro. E quello dell'82 di cui ha detto... 83. 83. Poi ne so tantissimi omicidi di Salvatore Santapaola. E quali sarebbero? E lui ha partecipato all'omicidio di Monterosso, all'omicidio di Cicaleggia, il tentato omicidio di Calì, il tentato omicidio e l'omicidio dei figli di Calì, il ferimento di Giacomo Calì e l'omicidio del figlio di uno dei Calì. Senta, e questa sua conoscenza da cosa le deriva? A me l'ha raccontato De Leo Giuseppe, per i fratelli Calì. L'altro me l'ha raccontato lui stesso e altri omicidi che... Sono tantissimi gli omicidi di Salvatore Santapaola, perlomeno che guidava la motocicletta. Mentre di reati fatti con lei c'è soltanto l'omicidio di Andrea Finocchiaro? Sì. Ma che lei sappia il Salvatore Santapaola si occupava solo di omicidi? No, poi ha fatto qualche rapina e poi spacciava droga insieme al cognato Amato. E questo come lo sa? Me l'ha raccontato. Chi? Lui stesso. Silenzio. Ricorda di qualche rapina in particolare? No.
Lei, Avola, quante volte ha avuto modo di parlare direttamente con Benedetto Santapaola di fatti chiaramente attinenti all'organizzazione? Un paio di volte ci andavo, lo vedevo 2 o 3 volte l'anno. Ci sono stati anni che non neanche l'ho visto, 86, 87. Poi negli ultimi tempi, quando era qui a Mascalucia o a Zia Lisa, che era più vicino, più spesso. Lei ha mai ricevuto incarichi direttamente al Benedetto Santapaola? No. Cioè tutti gli incarichi che ho avuto io li ho avuti di Aldo Ercolano, non da Benedetto Santapaola. Allora in quell'occasione ha avuto modo di discutere col Santapaola di cosa? Ma si parlava già di morti fatti. Cioè, i morti già avvenuti, però l'incarico a me l'aveva dato Aldo Ercolano. Cioè, cose già fatte, diciamo, si andava da Santapaola. Perlomeno io non mi ricordo mai che mi ha mandato a uccidere una persona. Senta, lei ha conosciuto i figli di Benedetto Santapaola? Sì, Ricorda i nomi? sì, Enzo e Franco. Sa se qualcuno dei due appartenga o meno a qualche organizzazione? A me l'hanno presentato nel 92, il grande, Il grande chi sarebbe? Enzo. Presentato in che senso, Avola? Ero lì alla Renault e avevano fatto 5 uomini d'onore e me l'hanno presentato insieme agli altri. Lei lo conosceva già da prima rispetto a quella data? Io lo conoscevo da prima, però un ragazzo che andava a ballare, lavorava, tutto mi aspettavo che entrava a fare parte dell'organizzazione. Silenzio. Ricorda chi ebbe a presentarglielo? Sì, signore, stiamo parlando di suo figlio, signor Santapaola, e ne dobbiamo parlare. Stia in silenzio. Avola, ricorda chi ebbe a presentarglielo? Aldo, Ricorda chi era presente in quell'occasione, se vi era qualcun altro presente naturalmente? era Gino Lannisi, Franco Di Grazia, Di Fazio e Umberto Di Fazio e Branceforte. Dove esattamente le fu presentato? Alla Renault, La Renault cosa intende? è un deposito di macchine in via Leonio. Lei sa di cosa si occupasse il Vincenzo Santapaola nell'ambito dell'organizzazione? Di niente. Ricorda di altre occasioni in cui ebbe ad incontrare il Vincenzo Santapaola? No. Quella è l'unica volta in cui l'ha incontrato? No, lo incontravo, però non parlavamo di niente, potevamo scambiare qualche parola per le macchine, cose diciamo normali. Mai parlato di reato o di omicidi vicino ai figli di Santapaola. I luoghi li ricorda dove Passava del modello lui, passava dal motel? sì, per prendere un caffè, ma no tutti i giorni, no, una volta ogni tanto. Ricorda, se chiaramente vi è stata l'occasione, di averlo incontrato anche in altri luoghi? No, E oltre a quell'incontro del 92 di cui ha detto alla Renault, ricorda di averlo incontrato in quello stesso luogo in altre occasioni? l'ho incontrato qualche volta da suo padre. No, le chiedevo lì alla Renault, se quella è l'unica volta in cui l'ha incontrato alla Renault. Scusa Presidente, lo ha escluso dicendo no, l'ho incontrato da suo padre. Quindi la domanda, ripeterla di nuovo, che valenza ha? Può rispondere alla domanda. No, l'ho incontrato da suo padre e poi lo vedevo, diciamo, in città, ma normale, con altri ragazzi, fuori dell'organizzazione.
Lo incontrava con altri ragazzi? Che non facevano parte dell'organizzazione, ragazzi che andavano a ballare la sera, cose normali, una vita normalissima per come era il ragazzo, diciamo. Cioè non l'ho incontrato mai in un'occasione, io che sia discutevo di omicidi o di reati o di... mai. L'altro figlio? No, neanche. Neanche che cosa? No, neanche, non fa parte dell'organizzazione, lavora, se lavora e poi si diverte nelle discoteche e basta. Anzi, suo padre ha cercato di fargli quella cosa con Alfio Fighiera per farli lavorare, tutti e due. Credo che è andato avanti o non lo so come è finita. Cioè li inseriva nel mondo del lavoro. Lei ricorda, lei innanzitutto ha mai parlato con Francesco Santapaola, il figlio piccolo? Ma sì, così sempre di cose... Ricorda in quali luoghi ha avuto modo di incontrarlo? No. Non mi ricordo, passava lì dal bar, lo incontravo in mezzo alla strada, un incontro casuale, senza appuntamenti e senza niente. Non aveva che darmi appuntamenti a me perché eravamo due strade diverse. Santapaola Francesco Di Gaetano lo conosce? Sì, l'ho incontrato in carcere, fuori. C'erano lamentele su di lui che vendeva cocaina e eroina. E che prendeva? No, che la vendeva l'eroina e lo rimproveravano che se lo restavano con l'eroina, macchiava il nome di Santa Paola perché lui si chiamava Santa Paola e veniva arrestato con dell'eroina addosso. Questo qui. Poi altri reati non ne so. Sa se appartiene o meno a qualche organizzazione? A quella della famiglia stessa, anche se non era, diciamo, integro in tutte le cose. Diciamo che sfruttava il nome. Sa se fosse inserito in qualche gruppo in particolare? Ma se lo faceva lì vicino a Salvatore Santa Paola, Cioè dove? San Cristoforo, la zona che è strada 80 Palmi, non lo so di preciso. La zona lì dove abita Salvatore. Sa se ha qualche soprannome questa persona? No, non lo so. Senta, quando è stato sentito il 5-5-94, parlando del gruppo della Playa, lei fra i componenti indica il Santapaola Francesco, aggiungendo che è soprannominato a Scimmiedda, lo ricorda? Sì. Ma non era che era un soprannome così, era così, tanto per dire. E questo discorso del gruppo della Playa? Perché lo teneva, diciamo, a bada Santo Battaglia perché combinava tutti questi guai, che spacciava eroina, cose, allora per non fare, sempre per il fatto che si chiamava Santa Paola. Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore. Enzo Santa Paola. Quando l'ha conosciuto? 83. Lei ha commesso reati con Enzo Santapaola? Io ho fatto l'omicidio Fave insieme. C'era nell'omicidio di Andrea Finocchiaro, un'altra macchina. Altri fatti? E poi altri omicidi che ora non mi ricordo. Ma fatti con lei? No, con me no. Noi eravamo due gruppi diversi, lui andava più a Montepochi che a Monteverde.
Lei ha detto che Lenzo Santapaola non aveva però un gruppo fisso, è così? No, girava sempre, girava. E sa se nell'ambito dell'organizzazione si occupasse di altro, oltre a quello di cui ha detto? No. Santocono Carmelo lo conosce? Era l'autista di Aldo Ercolano. Sa se sia inserito o meno in qualche organizzazione? Di Santa Paola. Ci faceva l'autista Aldo Ercolano. Quando l'ha conosciuto? 87, 88. Sa se nell'ambito dell'organizzazione si occupasse di altro? Sì, mi ha organizzato l'omicidio di un ragazzo alla fiera, mi ha preso le pistole lì alla Renault, In che epoca? ma credo che è stato il 91, 90, 91. Il ragazzo in questione lo ricorda? No. Lei ricorda altri fatti che riguardano il Santocono? Per ora no. Però non mi sto ricordando. Mi ricordo di questo omicidio. Poi ci faceva l'autista Aldo, poi mi ha dato una 357 automatica, l'ha presa nel garage lui, che gliel'aveva detto Aldo. Chiedo scusa, la 357 per quale motivo le fu data? Perché io ne avevo un'altra 357 e l'ho utilizzata per l'omicidio dei fratelli Marchesi. E lei sa come il Santocono avesse la disponibilità di quell'arma? No, gliel'ha detto Aldo di andare a prendere questa pistola. Ma l'Aldo Ercolano era sempre in compagnia di questa persona? Sì, ci faceva l'autista, perché era senza patente. Sant'Onofrito Carmelo. Sì, Munzo, lo conosco di vista, ho raccontato l'episodio di quella droga lì che ha portato al modello. Oltre a quello di cui ha detto, Non so niente, so che era vicino a Francesco Manciano che trafficava in droga, però non lo so. Vincenzo Scalia. Gruppo di Picanello. Ha partecipato all'omicidio Paratore, Come lo sa? c'ero anch'io. Vi sono stati altri reati che lei ha commesso unitamente allo Scalia? Sì, poi abbiamo fatto la rapina a Bari, alla posta centrale, posta delle ferrovie, e la finta rapina da Restivo. E basta. Lei sa di cosa si occupasse specificamente nell'ambito del gruppo di Picanello, lo Scalia? Aveva sempre soldi a usura insieme a Cristaldi, poi aveva acquistato un bar, insieme a Nina Lecce e come stavano della droga. Fino a quando lei ha avuto rapporti o contatti con lo Scaliavola? Prima del 90. Lui era stato in carcere, poi è uscito. Sciuto Sebastiano. Un ciocoscio, sì. Già ho detto dell'omicidio di quel nano, della bomba di Baudo. Lei ricorda di altre occasioni in cui ha avuto rapporti con lo Sciuto, per fatti chiaramente attinenti all'organizzazione, oltre a quello di cui ha detto? Io ci mandavo lo stipendio tutti i mesi tramite Franco Giammuso. Perché Aldo mi aveva detto di inserirlo negli stipendi di Ognina e di mandargli ogni mese lo stipendio. Ricorda quando le fu presentato? No.
Lei quando ha iniziato ad avere rapporti con lo Sciuto Sebastiano? No, io lo conoscevo così di vista, ci andavo dai cereali, scendeva lui al modo, però reati insieme non ne avevamo fatte mai. In occasione delle riunioni lei ha avuto modo mai di incontrare? Opposizione, signor Presidente, la domanda è suggestiva. Mi ha ampiamente parlato di... Vuole ripeterla per favore? Ha parlato delle riunioni in cui ha preso parte. Vi sentire la domanda. Chiesto se in occasione delle riunioni ha avuto modo mai di incontrare... C'è opposizione. Di incontrare? Lo Sciuto Sebastiano. C'è Può opposizione. rispondere, Sì, l'opposizione rigettata. Poi incontravo. Nelle riunioni settimanali si scendeva dai cereali, parlava con Aldo, con Carlo e poi se ne saliva. Lei ricorda se in quelle occasioni lo Sciuto veniva da solo o veniva con altri? Certe volte veniva con un'altra persona e la lasciava fuori. Lei ha mai conosciuto un certo Scuto Rosario? Sì, l'ho conosciuto in carcere. Chi è questa persona? So che è vicino a Sebastiano Sciuto, a Nuccio Cosci. Questo come lo sa? Ma io lo vedevo sia fuori che in carcere, erano insieme. Cioè che faceva parte del gruppo di cereali. Insieme Ho visto qualche volta insieme a Rigano, a Nuccio Coscia, lì a De Cereali. a Catania l'ha mai incontrato? Non mi ricordo. Scuderi Antonino lo conosce? Sì, Sa se si è inserito o meno in qualche organizzazione? che sappia io era vicino a Montepo, ma non inserito. Era rapinatore. Lei ha commesso mai reati con lo Scuderi? Sì, abbiamo organizzato una rapina insieme in Corso Sicilia, Quale rapina? dove è stato arrestato lui stesso, mi sembra che era a Banco, non me lo ricordo, va? Una banca dove lui è stato arrestato insieme a Fontanino e a Strano, L'anno lo ricorda? ma credo il 92, 91-92. Sa se lo Scuderi ha qualche soprannome? Linea Vecchia. Ricorda di altri fatti, se ve ne sono stati chiaramente, commessi con lo Scuderi? No, Scuderi Salvatore? suo fratello, ma non mai avuto rapporti con lui. Non l'ha neanche conosciuto L'ho personalmente? conosciuto, ma Sa se ha qualche soprannome il fratello? non lo so, ma non me lo sto ricordando. Però. C'ha un soprannome, ma non me lo ricordo come. Per quanto riguarda invece lo Scuderi Antonino, sa se si occupa di altro oltre che di rapine? Ma so che spacciava droga, Questo come lo sa? non lo so. Cioè, io quando si parla di queste cose sono per sentito dire, perché si parla nell'ambiente e uno sa le cose degli altri. Cioè, non mi ricordo chi me l'ha detto. Signorino Sergio lo conosce? So che era vicino a Enzo, personalmente non lo conosco però.
Enzo chi? Enzo Santapaolo. Questo come lo sa? Perché c'era il fratello in carcere e si parlava che il Sergio Signorino era vicino a Enzo Santapaolo. In che periodo? 93. Parla del fratello del signorino? Signorino, sia il fratello che Signorino, Sergio e Maurizio. Strano Giuseppe? Sì, lo conosco. So che trafficava in droga con Mangiano Giuseppe e Mangiano Francesco. Questo lo sa, sa di qualche episodio particolare oppure No, so è che una sua conoscenza così no, generica? so che ha partecipato, no, una conoscenza generica, e poi che ha partecipato a quello sbarco dei 50 milioni a testa che è andata a male. Sa se ha fratelli? Sì, Mario, E sul Mario, oltre a quello di cui ha detto? la stessa cosa, che trafficavano in droga e all'epoca, all'inizio, in sigarette. Ricorda se il Giuseppe o e il Mario Strano hanno qualche soprannome? Sì, Ubeddu e Utucco. Surraniti Rinaldo, Sì, gruppo di Picanello. quando l'ha conosciuto? L'88, 89. Lei ha mai commesso reati con il Surraniti? No, Sa di cosa si occupasse nell'ambito del gruppo? sempre di usure, casa da gioco e droga. Questo come lo sa? Poi sentito dire da persone del gruppo stesso. Lei ha avuto modo mai di discutere col Surraniti di fatti attinenti all'organizzazione? Sì, abbiamo parlato di un duplice omicidio che lui ha sbagliato, ha tirato in trappola due ragazzi, due amici suoi che trafficavano in droga vicino al ristorante La Scogliera. E mi ha raccontato questo fatto, che sono rimasti vivi, poi lo voleva andare a uccidere all'ospedale Cannizzaro, poi era piantonato e non si è potuto fare, perché dice che l'aveva riconosciuto, però non è che è stato l'esecutore materiale lui, li ha tirati in trappola lui e Franco Raimondo. E questo discorso come mai ebbe a farglielo il Surraniti? Perché dovevamo andare all'ospedale Cannizzaro per ammazzare questa persona che era rimasta ferita. Cioè glielo aveva chiesto il Surraniti? Sì, ci sono andati insieme a lui all'ospedale e era piantonato. Come mai si rivolse proprio a lei il Surraniti? Il gruppo di Picanello si rivolgeva sempre a Ognina, come Ognina si rivolgeva sempre a Picanello. E la ragione di quel No, tentativo? proprio a me, si rivolse a Marcello, poi c'era anch'io, va. Lui personalmente si rivolse a Marcello? Sì, E Sì. senta, lei sa la ragione di quel tentativo di omicidio? per cosa di droga sempre. Ha avuto altri rapporti o altre discussioni col Surraniti, sempre per fatti attinenti all'organizzazione? Che lei ricordi? No, no. Tomaselli Antonio, Lo conosco. oltre quello di cui ha detto, Niente, non so niente più. Tomaselli Giuseppe, Se quello che ho detto non so altro. Mario Tornabene, Lo conosco di vista, gruppo di Acereale. come sa che è del gruppo di Acireale? Me l'hanno presentato come un amico vicino a Nuccio Cosci.
Ricorda in che occasione ha avuto modo di vederlo? No. L'ho incontrato in carcere, fuori, però l'occasione non... casuale. Lei sa di cosa si occupasse nel gruppo di Acirale, le torna bene? No. Tringale Giuseppe lo conosce? No, non mi ricordo. Una persona soprannominata Berlusconi? Sì, l'ho conosciuto in carcere. Sa come si chiama? Franco, però il cognome non me lo ricordo. Dicevo che era compare di Pattarino, che avevo conosciuto in carcere Carletto Campanella, che si era avvicinato a Carletto e basta. Ma lei sa di cosa si occupasse? Se si occupava Io so che era un trafficante di droga, Questo come... raccontato da lui. In che occasione ha avuto modo di... in che anno sarebbe avvenuto questo discorso? Nel 93. Quella è stata l'unica occasione, comunque le uniche occasioni in cui ha avuto modo di parlare con... Sì, perché lui era il di Berlusconi. transito al carcere di Catania. Tropea Giovanni? Gruppo di Santo Battaglia. Lei ha commesso reati con il Tropea Giovanni? Sì, abbiamo strangolato uno a casa di Squillaci, Chi lo ricorda? Saru Boss, La ragione? dice che era confidente. L'epoca in cui è avvenuto? Credo 93, 92. Ha commesso altri reati con il Tropea Giovanni? No, io no personalmente. No, appare l'omicidio Bagli. L'omicidio che poi io già l'ho trovato morto quando sono arrivato alla stalla. Il Bagli chi era? Era un uomo che all'epoca era vicino a Ignazio Bonaccorsi, a Carletto, diciamo. La ragione dell'omicidio? Prima perché avevo avuto una discussione con me. Primo Cioè, Perché avevo avuto una discussione con me al carcere di Catania. Che tipo di discussione? Ma io ero ragazzino e questi mi maltrattavano, lui Bonaccorsi, suo fratello. Scusate, chi era questo? Bagli. E la posizione è Tropea Giovanni. Lei sa se si occupasse di altro nell'ambito dell'organizzazione il Tropea Giovanni? Ma io so che faceva qualche rapina, però con me non è fatto. Poi ha partecipato all'omicidio di Carbonaro, l'hanno sempre strangolato, lui Santo Battaglia, Questo come lo sa? perché a Santo Battaglia, quando è stato dell'omicidio di Leo, ci ho parlato io e Marcello, se lo sono portati lui e Santo Battaglia. Sa di altri fatti dei quali sarebbe reso responsabile il Giovanni Tropea? L'omicidio d'Omongolo, sempre quello di Villaggio Sant'Agata, e qualche omicidio altro che non mi sto ricordando. Sa se ha qualche soprannome? Ubarone, Tropea Sebastiano? lo conosco, era del gruppo di Picanello. Come reato ho partecipato con me soltanto a questo strangolamento di Bagli e basta. Con me, Di fatti che riguardano il Tropea? non lo so. In che epoca è avvenuta questo episodio del Bagli?
Non me lo sto ricordando, Approssimativamente neanche? ma verso il 90, 91. Tuccio Salvatore. Lo conosco, sì. Oltre a quello di cui ha detto sul Tuccio nel corso del suo esame, ricorda altro? No. Tudisco Santo. Gruppo di Picanello. Lo conosce personalmente? Sì, l'ho incontrato qualche volta a Picanello. Sa di cosa si occupasse nell'ambito del gruppo? Ma io so che ha fatto fare qualche omicidio Carletto, un certo Leotta. Poi Che gli ha metteva- fatto fare l'omicidio? di un certo Leotta. Lui e Franco Zizzo, Franco De Raymond. Com'è a conoscenza di questo fatto? Me l'hanno raccontato, non mi ricordo che è stato Carletto o qualcun altro. Lei sa la ragione di questo omicidio? Sempre cose legate allo sgabello del pesce. Lei ha avuto mai rapporti diretti o mai discusso con il Tudisco per fatti attinenti No. all'organizzazione? No. No, so che l'hanno arrestato con dinamite nella macchina, piazza Caduto del Lavoro, lì dove, ma non ho mai avuto rapporti di questo genere. Tusa Lucio. Questo è il nipote di Madonia. Lei lo conosce personalmente? Sì, è quello che mi ha organizzato la rapina nella banca dove faceva il versamento un amico suo, Piazza Trento. Tramite Sambere ci ha fatto fare questa rapina in questa banca. Sa se fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Io so che ero uomo di Cosa Nostra, fatto lì alla città di Sozzio. Cioè a me l'hanno presentato una volta, non mi ricordo chi. Presentato intende come uomo d'onore? Sì, come la stessa cosa. Uno dei due fratelli, era Lucio, il grande. Conosce il nome dell'altro? No, Sa di cosa si occupasse nell'ambito della... che so io trafficavano in droga, Questo come lo sa? sempre per sentito dire. L'altro fratello lei non l'ha conosciuto? Di vista, ma non ho avuto rapporti. Sa se l'altro fratello sia o meno inserito in qualche organizzazione? Non lo so. Lei sa se il Tusa Lucio svolgesse o meno qualche attività lavorativa? Sì, aveva un mobilificio, Caprizi. Lei vi si è mai recato? Sì, qualche volta. Per quale ragione lo ricorda? Per fare qualche sconto sui mobili che acquistavano persone che interessavano. In particolare una volta sono andato per Cannizzo. Per? Cannizzo. Cannizzo chi? Cannizzo era un amico di Marcello, poi l'hanno arrestato qua, era il cassiere della mafia. Che veniva al Model, Marcello mi ha fatto, mi fai la cortesia per ci fare lo sconto questa persona. Basta Domenico, lo conosce? Sì, rapinatore era, del gruppo di Sambere. Lei ha mai commesso reati con il Basta? No, E allora com'è a sua conoscenza quello che ha detto? perché so di una rapina fatta in piazza Cutelli, che si sono interessati i poliziotti, che lei avevano fermato. Com'è avvenuto a conoscenza di questa rapina? Me l'ha raccontata Samberi quando è venuto al bar per aggiustare questa cosa con Barcella e D'Aquino. Cioè se può specificare cosa... Loro avevano fatto la rapina e Barcella e D'Aquino erano di servizio in piazza Cutelli. Invece di andare sul posto della rapina si sono recati direttamente come intuito nel cambio della macchina e hanno beccato questo Vasta Domenico.
con il bottino. Invece di arrestarlo si sono fatti dare il documento e gli avevano detto che l'avevano visto qualche volta al motel, lui gli ha detto sì, conosco Marcello, conosco Maurizio, e l'hanno lasciato stare. Poi si sono incontrati in via Duca degli Abruzzi, in un'altra piazza, non mi ricordo, e gli hanno regalato 20 milioni. Come mai il Samperi gliene parlò di questa vicenda? Perché è venuto Samperi? Perché siccome si lamentava che questi qui, dice che questi poliziotti erano d'accordo perché il basista della rapina era il cugino, il Samperi sosteneva che era stato il cugino stesso che gli aveva dato l'informazione non per far arrestare questo ragazzo, ma bensì per fargli fare i regali il poliziotto. Invece, come mi raccontava a me Barcella e D'Aquino, dice che non era vero, che il suo cugino non ci aveva detto niente, che loro erano lì di servizio e non l'hanno arrestato solo perché l'avevano visto qualche volta al modello e basta. E quindi si occupò lei del chiarimento di questa vicenda? Io e Marcello, sì. E gli hanno regalato 20 milioni. La cifra di 20 milioni... Un regalino gli hanno fatto, perché mi sembra che il bottino è stato qualche 400 milioni. Zuccaro Carmelo. Di vista lo conosco, sì, della stazione. Della stazione cosa intende? Gruppo Diano Ercolano. Diano Ercolano. Sa di cosa si occupasse nell'ambito del gruppo della stazione? No. No, non lo so. Senta, e allora come sa che lo zucchero è inserito nel gruppo della stazione? Che mi presentavano un amico del gruppo della stazione, non lo so come spiegarlo. Un amico. Ricorda chi ebbe a presentarglielo? No. Zuccaro Giovanni? No. Zuccaro Nunzio? Sì, era vicino a Alfio Fighiera. Lo conosce personalmente? Sì. Ricorda in che occasione, in che circostanza l'ha conosciuto? No, me l'ha presentato Alfio Fighiera che si curava la cosa dello sgabello del pesce. Aveva lì problemi con suo fratello, litigavano sempre. Per quale motivo litigavano? Non lo so, si litigavano sempre, diverse volte è intervenuto Più Carletto. forte, sì. Carletto. Non lo so, reati insieme a zucchero non ha fatto. Zuccaro Domenico? Sì, lo conosco, della stazione. Lei ha avuto mai rapporti diretti con lo Zuccaro Domenico? Sì, una volta a me a Santo Battaglia ci ha dato della dinamite. Una volta a che tempo risale? 92. La ragione? Si doveva provare in una porta per buttare per terra una porta blindata per fare un agguato a una persona. Per fare? Un agguato a una persona all'interno di una casa. E l'abbiamo consegnata a Giampapa, che l'omicidio doveva avvenire a Siracusa. Poi dice che questa dinamite non era buona, o non si sapeva usare perché era particolare. Lei ha avuto altri rapporti oltre questo? No. Presidente, per il momento avremmo finito. Quindi si può iniziare immediatamente con il controesame. Allora io vorrei approfondire certe cose direttamente, così poi le parti possono intervenire anche su questi argomenti, ma sono argomenti di cui si è parlato. E il signor Avola ha parlato qui di un gran numero di omicidi e per alcuni di questi mi sfugge a me la cosa che mi pare la più importante, e cioè le ragioni di taluni di questi, oppure le addette sfuggono a me. Ora, parlando
per esempio, parlando di Grazia, lei ha accennato a un omicidio Cirrincione, Sì, ho annotato bene, a Mister Bianco, e del figlio di Mimmo Amato. sì. Ora, questi omicidi perché sarebbero stati commessi? Chi era Cirrincione? Cirincione era un ragazzo che apparteneva alla famiglia Sant'Apao. Poi diceva che si drogava e si era sposato con una ragazza che aveva 2 fratelli carabinieri e si è deciso di ucciderlo. Ho capito. E Mimmo Amato chi era? Lei ha detto il figlio di Mimmo Amato, Il figlio di giusto? mia madre è stato assassinato sempre da noi altri stessi. Come gruppo parlo io noi altri. Sì, dico, perché fa questo riferimento? Il figlio di Mimmo Amato. Chi era Mimmo Amato? Il mio amato faceva parte della Cosa Nostra Vecchia a Catania, E che poi si è questo, distaccato. questo figlio, come si chiamava, non lo ricordo lei. No. E perché fu ucciso questo? Perché era il figlio di mio amato e cercava di capire chi aveva assassinato suo padre. Quanto riguarda l'omicidio Scarfili, quali furono le ragioni? Scarfili come si chiamava? Lorenzo Scarfili, sì. Se può ripeterle, se le ha dette o no. Perché prima faceva parte di un'organizzazione, poi si era avvicinato vicino ai Malpassotti, poi negli ultimi tempi passava con Carletto, però questo ragazzo già era criticato male perché aveva avuto diverse magnacce, era va. Allora dice che vicino a noi altri non può stare per non farlo mettere con altre persone, che diventava una pistola contro, logicamente dicendoci tu non puoi stare vicino all'organizzazione, si è assassinato. Ma era coinvolto in sfruttamento, in giri Sfruttamento di prostituzione? Sì. Ha parlato anche di omicidi, a proposito, se non ho capito male, a proposito quando ha parlato delle acciaierie Megara. Però non ho colto il... No, perché il nesso. nella riunione io ero presente. Intanto vediamo, le acciaierie Megara che cosa sono? Le abbiamo messe per alla bomba cominciare? come estorsione nell'83. Questo me lo ricordo. Me lo ricordo. E poi? E poi negli uffici di Affio Fighiere si parlava di dare una lezione, di assassinare questa persona. Quale persona o quale persona? Questo dell'acciaieria Megara. Cioè, che so, il proprietario, il titolare, il proprietario. E perché? Non lo so, Aldo parlava con Natale Di Raimondo. Cioè, lei ha accolto questa conversazione? Sì. Di queste persone in cui si accennava alla si doveva interessare... opportunità, necessità, quello che era No. di questo omicidio? No. Allora, mi dica Che Aldo Ercolano gli diceva che doveva interessare per fare questo omicidio. Però non lo so se l'hanno fatto o no, non lo so. Quindi lei non sa dire perché si doveva No, fare perché tante questo omicidio? cose non si sapevano, diciamo, uno si distaccava poi quando si parlava di cose delicate. Capito. Omicidio Bonanno. Sì. Accennato omicidio Bonanno, chi era? Bonanno era una persona vicino a Marchese. E perché fu ucciso? Che si era allontanato dall'organizzazione, trafficava e spacciava droga nella zona della Posata dove avevano interesse altre persone. Picanello, Marchese stesso. E fu fatto questo prima o dopo l'omicidio Marchese? Prima, molto prima. E poi l'omicidio Amato, le ragioni di quest'ultimo omicidio, Sì, da un sacco anni che io sentivo dire che si doveva assassinare quest'Amato e poi... perché faceva parte del gruppo Santa Paola e poi si era distaccato. Sto parlando, io facevo parte del gruppo 80-81, io neanche lo conoscevo. Amato sarebbe il padre, cioè questo sarebbe Mimmo Amato, quindi Amato, quello sì. che aveva detto lei, quello là, sì. Parlando di Musumeci Costanzo, lei ha detto che addirittura gli misero una bomba al Medea 5. Enzo Santa Paola, sì.
E per quale motivo? Non gliel'ha messa Enzo, non lo so il motivo. Eh? Gliel'ha messa Enzo Santa Paola, non lo so il motivo. Infine lei ha parlato, una cosa che le volevo chiedere, un chiarimento, lei ha parlato di, è stato chiesto, ha parlato anche di Motta Antonio e ha detto che l'ha visto nello studio tecnico del geometra Sì, erano insieme. Mangion, che era lì che lavorava, questo Sì, ho detto. questo ho Ora, detto. io le volevo chiedere se lei lo ha incontrato con uomini dell'organizzazione, se sa se avesse rapporti con uomini dell'organizzazione, No, non lo so. questo Motta, non lo sa. So ci faceva qualche favore Aldo che ci veniva a chiamare al modellaggio da Marcello, diciamo, ma io non l'ho incontrato mai con persone, diciamo, lì all'ufficio. Ma sempre non stava presente né lui né Mangiano nelle Sì, discussioni. va bene, questo lei non l'ho incontrato mai. non mi interessa, a me interessava di sapere se appunto lo avesse mai visto con uomini che lei sa che facevano parte dell'organizzazione o in altri luoghi diversi No. da questi che ha detto. Va bene, per me non c'è nient'altro. Presidente, sono l'avvocato Falcone, mi dà la parola un attimo? Sì, Il pubblico ministero, dottor Bertone, qualche ora fa, ha utilizzato per una contestazione... mi scusi Prego. avvocato Falcone, possiamo fare ritirare intanto l'avola? Ah sì, certo. Sì, si può accomodare. Allora, la parola all'avvocato Falcone. Molto breve, Presidente. Ha citato un verbale di dichiarazioni rese all'ufficio della Procura, datato 4 maggio del 94, che non è mai stato depositato. Ritengo che la Procura debba depositarlo. Presidente, le chiedo scusa, Che succede? per un fatto Che solo succede? di principio. Che succede? No, era solo per un fatto di principio. Una volta che la Corte dispone che Avola venga allontanato, il signor Avola si era volutamente trattenuto, ora è uscito. Mi scusi. Bene. Che vuol dire si era? Vediamo il problema dell'avvocato Falcone. No, Presidente, non è un grosso problema perché credo che si risolverà per iniziativa del pubblico ministero, comunque io ritengo di doverlo segnalare. Credo che per distrazione sia stato omesso il deposito del verbale delle dichiarazioni rese da Avola al pubblico ministero in data 4 maggio del 94 che sono state utilizzate dal pubblico ministero dottor Bertone per 3 contestazioni qualche ora fa. Quindi chiedo che questo verbale venga depositato a disposizione della difesa, che ritengo debba poterlo utilizzare anche nel corso del controesame, e che venga dato un brevissimo termine per poterlo leggere ed esaminare. Verrà depositato, l'avvocato Falcone ha ragione, e verrà depositato quasi subito, il tempo di completare perché qualche parte dovrà essere omissata, e quindi certamente verrà depositato nella parte utilizzata per la contestazione. Appunto, Presidente. Comunque l'avvocato Falcone aveva ragione, in effetti. Presidente, volevo osservare che il deposito in questa fase credo che possa avvenire solo per la parte utilizzata per le contestazioni e non certo per le altre parti. Bene, allora non c'è problema o materia Presidente, scusi. di intervento. Adesso Voto si va per la pausa, dico adesso? Sì, solo prima della pausa volevo dare lettura di questa dichiarazione, di questo scritto dell'imputato Santa Paola Benedetto. Dice: dentro di me c'è solo dolore e sgomento, i collaboratori vanno in diversi processi, in ogni sede cambiano, rettificano le dichiarazioni fatte precedentemente, ma ci sono accuse infondate che colpiscono nel profondo dell'animo. Cerco di esprimermi con tutta sincerità e onestà, ci sono voluti 2 giorni per avere un po' di lucidità nella mia mente per scrivere queste righe. Durante le accuse studiate dal collaboratore Pulvirenti ho provato pena anche quando accusava mio figlio. Ancora di più mi sono sconvolto quando mi ha fatto complice alle minacce fatte all'avvocato Vincenzo Geraci. Non ho provato più pena ma sdegno e disprezzo. Mi si è agghiacciato il sangue nelle vene, non ho avuto la forza di reagire, non mi aspettavo che mi fosse fatta una tragedia con il fratello di un grande uomo pieno di umiltà. Io ho il dovere di essere riconoscente per tutta la vita per l'aiuto che mi ha dato l'avvocato Nino Geraci. Soprattutto oggi sento la sua mancanza, la sua presenza in questa aula.
Signor Presidente, credo che non entra nelle regole usare il collaboratore con astuzia, all'ultimo minuto con accuse pesanti. L'Aula del Tribunale non è un'arena di sfida. L'imputato, quando viene accusato, ha bisogno di riflettere, di parlare con il suo difensore. L'avvocato si prepara le domande e fa il controesame come si deve, no come è successo sabato, che già era l'orario di prendere l'aereo e bisognava sbrigarsi. Il Pulvirenti non è il primo che tocca il tasto sugli avvocati e colgo l'occasione di gridare ai 420, a chi ha commissionato l'atroce omicidio dell'avvocato Famà. Ha commesso il più grosso sbaglio della sua vita e se lo ha fatto per aggravare la tensione di questo processo e le posizioni degli imputati è il più ignobile essere umano che esiste in questa terra. A questo mio detto mi aspetto altre tragedie. Ho il difetto di non tacere e per questo ci vanno anche di mezzo i miei cari, come è capitato per un mio sfogo in un'altra sede. Diceva mio nonno, padre di mia mamma, le persone oneste le parole le dicono davanti e non alle spalle. La buonanima dell'avvocato Geraci era il mio difensore, anzi più di difensore, il mio grande benefattore. Lo avevo conosciuto molti anni prima dell'82. Nell'82 sono cominciate le mie disgrazie, le tragedie e i verbali fatti con la fantasia, con la strage di Della Chiesa, Ferlito, Piazza Scalfa, il sindaco di Castelvetrano, l'uccisione di 2 carabinieri a Bologna e tanti altri. L'avvocato Nino Geraci questi processi li ha combattuti con passione e professionalità e ha fatto trionfare la mia innocenza, per cui che indegno uomo sarei stato se avessi tradito la sua memoria, anche col solo pensiero nei confronti non di un fratello ma addirittura anche di un suo parente lontano. Signori giudici, signori pubblici ministeri, signori avvocati tutti del Foro di Catania, questa è la peggiore accusa, perché se fosse vero sarei un uomo non degno di uno sguardo dai miei figli. Non si può tradire chi ha fatto tanto bene. Spero al più presto che si scoprirà la verità sul mio conto e dei miei principi onesti che ne ho tanti da considerare che non sono un santo. Prego caldamente la Corte e i pubblici ministeri di indagare fino in fondo per questa infame accusa e comunque ho dato mandato ai miei difensori di proporre denuncia per reato di calunnia nei confronti di Pulvirenti. Sono ormai abituato a subire qualunque tipo di accuse, ma questo è troppo, perché sarei il traditore di mio padre, perché tale era per me l'avvocato Geraci. Grazie per l'ascolto. Santa Paola Benedetto. Perché sospendiamo? Questa era già al verbale, questa dichiarazione. Presidente, mi scusi. Ci possiamo sospendiamo. incontrare in Camera di Consiglio qualche minuto per il calendario dei lavori, per vedere se è possibile... Ci incontriamo al termine della pausa? O adesso? Dico, ci incontriamo all'aperto di là, nell'atrio. Sì, certo. Sì. Termine. Scusi, chiedo di essere autorizzato a consegnare... Allora, prima della ripresa, come preferite, insomma. No? Presidente, mi scusi, posso consegnare il giornale al mio assistito Madonio Giuseppe? Il giornale. Assistito?